Se vedete Madonne sedute su troni augusti, sotto trofei bizzarri, non dubitate, l'opera è di Cosmè Tura. Dovessero prevalere festoni di frutta, cetrioli, mele cotogne, zucche, l'autore è Carlo Crivelli. Tura operò a Ferrara, nel palazzo Schifanoia, e ne narrammo l'impresa nel nostro film Lo scorrere delle stagioni. Tutti e due si formarono a Padova da Andrea Schiavone, maestro abile nell'istruire più che nell'illustrare. Solitamente Cosmè è associato ad Ercole, rappresentanti il meglio della scuola ferrarese. Noi lo vorremmo abbinare al veneziano Crivelli, che trovò fortuna emigrando a sud. Il pretesto è nel coronamento e, come vedremo, nel temperamento dei loro personaggi. Quel che vediamo è forse una natura morta con defunta al centro? La passione per la frutta dovrebbe distrarci dalle storpiaggini dei figuranti, angeli compresi? E quando è troppo, persino il bambino s'annoia. Alcune annotazioni. Negli sfondi, a destra, prevalgono alberi rinsecchiti con cornacchie o nidi di gazze ladre. Lei dal volto e dita allungate, gli occhi velati di lino, seta ed oro, senza ombra di sopracciglia, è la regina del gotico francese, accigliata e depressa. Lo è anche l'infante, con una aureola a padella sulla nuca. Con il geranio e le viole recise, con mosca d'accompagnamento, ci si raggela il cuore. Memento mei regina celi laudare. Un'impresa anche per lei che di frutta non ne può più. La malinconia è una forma di allergia autunnale. I frutti scelti sono per lo più di questa stagione di mezzo, d'attesa, di luce calante, e stavolta, se il bimbo non regge la testa sulle spalle, lei è immutabile, principessa sul pisello. Il sole delle Marche la introna dall'altra parte e il bimbo, con aria truce, osserva l'uccellino. Tra martiri, principi, damerini, vescovi barbuti e i frutti dal ciel caduti. Un teschio sulla predella ci ricorda che dobbiamo morire di noia. Per quanto il sole sia alto e le colombe volino, da indurre il notaio a leggere sul loggiato per conto di un villano che offre in dono un pennuto in gabbia, e per le strade dame e serve con pentola sulla testa e cavalieri che fanno i fatti loro. Un angelo stupendo, il vescovo è da ignorare, offre a Maria dei fiori il più candido. Minacciosi sono la mela e il cetriolo, che l'affliggono a tal punto da poter calzar sin d'ora l'aureola, quale scongiuro. Neppure Sebastiano, trafitto qual puntaspilli, sarà risparmiato dalla verzura appesa, solo Dio sa come, al timpano dell'altare. Una lumaca, creatura mai citata da Francesco nelle sue lodi, s'avvicina al piede ossuto del santo, dagli animali prediletto, offrendoci lo spunto di narrare di Tura.
Nella Natività, sotto arcate a botte e festoni gremiti di frutta secca, il solito pennuto, un angelo tardivo offre un ramo rinsecchito a lei, che oltre la soglia, con mani artritiche, si chiede accigliata: ma son queste le maniere? Nel fuggi fuggi in Egitto, su un asino malnutrito, s'avverte un cambiamento. I volti sono umani e persino il bimbo, per quanto brutto, ci induce a tenerezza, e nel drago e principessa Giorgio par soldato. È il destriero un cavallo inferocito e lei colta da isteria. Insomma, Tura ci avvicina alla realtà e nella pietà si avverte il dolore della carne, il crepitio delle ossa, di un figlio che vorrebbe tornar bambino, con voglia di tenerezza, di abbracci, di carezze. Esistono solo loro, non c'è sepolcro, calvario, crocefissi, loro di nuovo uniti. A noi ciò commuove. Nella deposizione Cristo impera. Le sue braccia inerti vorrebbero abbracciare Maria, le piedonne, i suoi discepoli. Osserviamo i volti. Maria è l'apice di un triangolo di dolore stravolta. Nella sua carne si confonde quella del figlio che generò. La mano destra par voler entrare, penetrare, rigenerarlo. Di lui si possono contare le costole, l'abbandono delle viscere, e dalla bocca si intravedono denti malcurati. Siamo a Ferrara, nella seconda metà del 400, ed i nodosi piedi son quelli di un contadino, sporchi o no. Cosmè Tura mutò la pittura in realismo, senza suscitare clamore e scandalo che sarà del Caravaggio.